Sono Carlo Paladin della Paladin Bosco del Merlo. Buongiorno a tutti, ringrazio l'Associazione Italiana Sommelier di questa grande opportunità di presentare i nostri vini in una cornice così prestigiosa. La nostra si è sempre considerata un'azienda veneziana, ambasciatrice di questo territorio, un'azienda che è sorta nel 1962, un'azienda familiare iniziata dal papà, perseguita da 3 fratelli. Io sono il più grande, Lucia e Roberto. Produciamo vini Lison Pramaggiore, cercando di ottenere il massimo che il nostro risultato, il nostro territorio può darci, quindi la sfida è continua. Presentiamo in questa occasione il Touranio Sauvignon, che è un'espressione di territorio molto elegante, un vino con profumi decisi, molto piacevoli, che sta conquistando i consensi da parte del buon consumatore. Il Juti Tokai, naturalmente Tokai è rappresentanza del nostro territorio, e come rossi oggi presentiamo il Fosco Roggio di Roveri, anche questo è l'autoctono più importante della nostra area, un 360 e un Malbec degli Aceri. Il Malbec è una delle qualità importanti della nostra azienda, è presente nel nostro territorio da molti anni, ma sviluppato con selezioni massali per ottenere il massimo sviluppo qualitativo di questa qualità. Fortunatamente ci viene riconosciuta dal consumatore tutto questo lavoro, e proprio in queste occasioni che noi abbiamo il piacere di allargare la conoscenza dei nostri prodotti a pubblico sempre più nuovo. Vi ringrazio dell'attenzione e venite a trovarci in azienda, che si trova ad Annone Veneto, in via Postumia. Per noi è sempre importante la visita alla cantina per capire quanto lavoro c'è alle spalle del bicchiere di vino.